abbiamo lavorato in questi anni casualmente, intensamente, con un artista che ci ha lasciato alcuni mesi fa. Pareva preso da una frenesia di fare. Il nostro amico Pinuccio Sciola. Pinuccio era un artista migrantes, era un artista che vivendo in Sardegna lasciava la Sardegna almeno 2 settimane ogni mese, portava le sue opere pesanti in giro, lavorando su tutto ciò che poteva permettere questo. Quindi con i contatti, con gli amici di San Sperate. Pinuccio lo conosciamo, però ha portato anche la cultura internazionale in un paesino che si chiama San Sperate. Io, come tanti di noi, da 40 anni, 50 anni abbiamo partecipato alle sue mostre, ai suoi eventi a San Sperate. Credo che sia stato un esempio per tutti, ma forse il primo promotore, il primo a far sì che i piccoli centri fossero teatri di cultura. Non portava e non cercava spazi istituzionali, cercava il contatto con la gente. La sua arte nasce tra la gente e tra la natura di questa regione, le pietre, la terra, l'entusiasmo. L'abbiamo sempre avuto al nostro fianco. Se noi guardiamo le immagini delle nostre manifestazioni, che fossero per i trasporti, che fossero per il taglio dei fondi, Pinuccio arrivava da qualsiasi parte del mondo in quel momento si trovava. Abbiamo accolto le sue opere, abbiamo fatto mostre, le sue opere le ha regalate alla città dove noi viviamo. Ci sono opere a Fiorano Modenese, a Padova, a Novara, a Como, Bologna, dappertutto. A Bareggio, ecco. Cioè tutti i circoli hanno avuto sicuramente la presenza di Pinuccio, o con mostre organizzate insieme o con la sua partecipazione a nostre iniziative. Voluto nel nostro Deplia, nel nostro locandina, nella parte interna, voi trovate una striscia che richiama le sue opere. È un nostro omaggio a lui. Dicevo, questi ultimi anni aveva una frenesia terribile di lavoro, non stava bene, il suo percorso in questi ultimi anni l'aveva focalizzato su un rapporto con 2 personaggi, San Francesco e Giotto. Ci ha tormentato. Partendo da Assisi, dove ha esposto le sue opere, le sue pietre sonanti sul piazzale della Basilica di Assisi, ci ha chiamato e ha detto: ma voi siete nelle altre città, e di San Francesco e di Giotto, quindi io voglio portare le mie opere lì. E non c'è stato niente da fare, ci siamo riusciti. La prima tappa è stata a Padova, davanti alla Cappella degli Scrovegni, che ci è costata il rapporto con il direttore dei musei, perché dove lui sceglieva di mettere una pietra, lì doveva essere, non c'erano problemi insolubili. E così ha fatto, ha portato queste bellissime pietre davanti a Giotto, pittore. L'altra è stato il desiderio di portarla a Santa Croce, dove poteva trovare sia il legame francescano e sia quello con un altro grande artista,
Michelangelo. Abbiamo fatto la mostra col Circolo di Firenze all'interno del Museo di Santa Croce. Poi in un colpo di mano dal museo ci siamo recati seguendo lui, non so se ci sono le immagini, trovate le immagini su YouTube, lui prese le sue pietre e andò davanti a Michelangelo e si mise a suonare la pietra dicendo: caro Michelangelo, tu hai chiesto alla statua perché non parli, non sapevi che c'era una voce, ecco, io suono la pietra davanti alla tua tomba, tu ascolta la voce della pietra. A noi sembrava un gesto sacrilego. Si padronì di questo spazio, pensavamo arrivassero a buttarci fuori, invece il direttore del museo fu vicino, a fianco a noi, e i turisti presenti in quel momento, le persone furono incantate da questo. Però abbiamo capito lì che lui era un grande artista, pittore, ma era soprattutto uno scultore ed era andato a confrontarsi con il grande dei grandi, in questo suo orgoglio di questa sua scoperta della voce delle pietre. Abbiamo poi fatto Novara con gli amici del Circolo di Novara e abbiamo proseguito con varie altre mostre, e l'ultima a Milano, di cui il Circolo di Bareggio ha curato il trasporto e la conservazione dei beni. Pinuccio ci ha insegnato quindi che si parte dalla pietra e dalla terra, e all'interno di queste due materie così semplici c'è tutto, c'è il seme, c'è il suono, c'è la voce, c'è la parola della terra e del tempo. Grazie Pinuccio, lo ricorderemo andremo a rendergli omaggio domani a San Sperate. Ci ha lasciato tanti progetti che vorremmo realizzare. È stata costituita una fondazione per le sue opere con la quale andremo a confrontarci e a dare la nostra disponibilità perché la sua opera continui a girare per il mondo. Mi pare che siamo... Allora, scusate questa parentesi, ma quando la notizia della mancanza di Pinuccio, con la quale avevamo veramente tanti progetti ancora avanti, ha spezzato, ma non lo cancelleremo, lo porteremo avanti, lo riannoderemo in questo modo.